Salve a tutti, ben ritrovati con Rosso e Nero. Da diverse ore sui social network un'unica domanda: chi è Magris? E io mi lamentavo di Montale, commenta qualcun altro. E poi ancora, senza far polemica, quanti di voi sinceramente conoscevano Magris a 19 anni? Domande come queste quindi su Twitter, su Facebook, quando ovviamente questa mattina molto presto, da quando questa mattina sono venute fuori le tracce dell'esame di maturità. E oggi non tanto di Claudio Magris, docente universitario, scrittore. Una frase di un suo libro, Infinito viaggiare, è stata estrapolata e quindi proposta così agli studenti, una riflessione sul concetto di viaggiare in questo mondo in cui poco si viaggia con le proprie gambe, tanto si viaggia sulla rete internet. Una bella traccia tutto sommato, ma non parliamo di Magris, se lo conoscevate o meno, parliamo del senso di questa prova di maturità. Oggi come oggi ai nostri ragazzi serve una prova di maturità così come strutturata, con una percentuale bulgara poi di promossi, di ragazzi che riescono a passare questa prova che dovrebbe essere il biglietto da visita per accedere all'università, alle facoltà. Nulla di strano su questo, Pizzati, voglio dire, i tempi sono cambiati. Prima bisognava sapere a menadito il greco per riuscire a capire l'etimologia dei termini medici e adesso no, adesso questo non serve più. Sì, non serve più e io dirò di più, sono anche contrario all'esame di maturità perché era stato istituito in un'altra epoca. Lo aboliamo. Come? Lo aboliamo. Ma lo aboliamo perché era stato istituito in un'epoca dove la stragrande maggioranza degli studenti finiva con le superiori, quindi c'era giustamente un esame finale. Ora, soprattutto negli ultimi anni, c'è stata una crescita notevole di iscrizioni all'università, quindi 80-90% di studenti continua all'università. Da questo punto di vista qua diventa meno importante l'idea di fare questo esame che dopo la realtà dei fatti dimostra che passano tutti e quindi diventa inutile questa fase selettiva perché dopo la vera selezione avviene a livello universitario. Però c'è un'altra cosa molto importante da sottolineare. Se prima volevamo paragonare il sistema scolastico italiano al resto dell'Europa, notiamo che l'Italia ha una anomalia. L'anomalia dell'Italia è che è l'unico paese in Europa che fa 5 anni di superiori. Cioè ce n'è un altro, è la Germania, però fanno meno di medie, quindi comunque l'Italia è l'unico paese in Europa dove gli studenti rimangono alle superiori fino a 19 se non 20 anni, a seconda di quando si è nati. Questa è una grossa anomalia perché ritarda anche lo sviluppo dello studente, mentre negli altri paesi vanno prima all'università, quindi veramente maturano, perché la vera maturità è andare fuori di casa, è entrare nell'ambiente universitario, arrangiarsi, avere un altro sistema di educazione dove sappiamo benissimo l'universo universitario non sei coccolato come ai licei e quindi questa è la vera maturità. Bisogna non solo eliminare la maturità ma anche l'ultimo anno di superiori, farne solo 4 come il resto d'Europa. Cioè, Maria Chiara Carrozza, il ministro dell'istruzione, dice gli studenti si devono allenare a misurare le proprie capacità e le proprie inclinazioni. Questo si deve fare con stage e tirocini nel mondo del lavoro. In questo senso no all'esame, sì a stage e tirocini? Beh, quello senz'altro, sia stage, tutti sanno che per quanti possono valere i voti, dopo il mondo del lavoro è lì veramente dove fai la vera esperienza. E soprattutto anche viaggi all'estero, tipo come l'Erasmus, quello io, almeno per la mia esperienza personale che ho studiato all'estero, credo che sia la cosa più importante. Ha studiato all'estero in università? Cosa ha fatto? Ho studiato, infatti io non ho fatto la maturità perché dopo 3 anni di scientifico ho fatto un anno di superiori all'estero, il 4º anno. E i suoi genitori avevano investito in questo senso? Per quell'anno lì sì, dopo mi sono dovuto arrangiare. Un escamotage perché il rendimento scolastico italiano non era gratificante, quindi lo spostiamo all'estero? Beh, più che altro sì, non è tanto, forse anche quello, ma credo comunque a prescindere, anche se il sistema scolastico può essere buono, comunque un'esperienza all'estero credo che sia importantissimo. Fondamentale. Io sono rimasto là e ho continuato, anche ho fatto l'università là e il dottorato di ricerca, però senz'altro anche fare solo un anno che sia a livello di
di università o anche a livello di superiori. Io lo vedo anche perché facendo docente... Ma chi se lo può permettere oggi come oggi in Italia? Si fa fatica con questa crisi economica imperante. Alla fine si fa fatica a comprare libri di testo, perché questa è la realtà della famiglia media italiana. Io farei così, quindi se dovessi riprogrammare tutto sotto la nuova Repubblica Veneta. Allora, prima di tutto i libri di testo sono cose dell'altro secolo, perché prendi con l'iPad e scarichi tutto gratis, quello è un giro di soldi che non serve a niente, fa male alle schiene degli studenti e basta. Quindi da quel punto di lì risparmio enorme. Seconda cosa... un tablet, così un po' più competitivo. Vabbè, ma risparmi di più con un tablet comprati all'ingrosso che con tutti i libri che dopo devi ricomprarli l'anno dopo. Seconda cosa, prima parlavamo che in Italia c'è il 5º anno di superiori, quindi tieni degli adulti che sono già diventati maggiorenni, quindi dopo 18 anni, e praticamente gli paghi un servizio di babysitting, mentre negli altri paesi vanno all'università e la retta universitaria è diversa, è ben maggiore, quindi se sposti quell'ultimo anno, quel 5º anno di superiori, lo fai diventare il primo anno di università, c'è un cambio di retta da quasi gratis a livello di liceo a 1.500-2.000 di università, che lì faresti risparmiare allo Stato addirittura 1 miliardo, quindi questi sono calcoli fatti. Con quel miliardo puoi investire sul stage, insomma, voglio dire, possiamo esercitarci a immaginare una scuola diversa, un sistema diverso, quanto vogliamo, però si vede già una netta differenza tra le nuove generazioni, insomma, e i quarantenni di oggi, insomma. Però Sguot aveva detto una cosa importante, che bisogna incentivare la cultura, quello è senz'altro vero, la testimonianza che ha portato, però qua ci porta a un problema che è più ampio, nel senso che l'istruzione forma i lavoratori del futuro, quindi si occupa dell'offerta di lavoro. Il problema è nella domanda del lavoro, perché purtroppo non possiamo parlare del passaggio da studente a lavoratore senza guardare dov'è il vero problema. Quindi cercare di cambiare troppo il sistema educativo di istruzione pensando che quello dove è il problema di trovare nuovi lavori, ci sbagliamo, perché il problema sta dall'altra parte, dalla domanda. E il vero costo che ci danneggia enormemente su questo... Lo dica che poi passiamo alla linea al TG1 così vediamo insieme i titoli. Sì, qual è la cosa il vero costo è che questi ragazzi che non trovano lavoro e vanno all'estero... Però poi come li utilizzi questi soldi? Dove li investi? Non è tanto l'utilizzo, che quello va benissimo, cioè io voglio investire, però se il mio investimento dopo scappa via, è un investimento sbagliato, quindi non è tanto il più investimento, che sono d'accordissimo con questo. Il problema che ha questo sistema è che inizia a investire sul capitale umano dai 5-6 anni o meno, fino a altri 15-18 anni, fino alle superiori e all'università. Quindi come paese, come società abbiamo investito enormemente su queste singole persone. Se queste persone dopo non trovano come applicare questo investimento e quindi arricchire la società e quindi sono costrette ad emigrare, è un investimento sciupato, cioè sono risorse della nostra comunità che vanno a vantaggio dell'Olanda, degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, e noi ci troviamo con una immigrazione di altri paesi che non hanno investito in cultura come noi, e quindi come sistema ci troviamo fregati, perché il nostro investimento va di là. Alla fine la rivoluzione dovrebbe essere culturale, nel senso io comincio ad investire in ricerca e in istruzione creando poi nuovi posti. Il punto è che non è tanto problema di investire di più, il problema è di trattenere questo investimento e quindi guardare dall'altra parte della medaglia, quindi non tanto l'offerta di lavoro, cioè formare gli studenti, ma rendere possibile che questi studenti vengano assunti, quindi ci vuole un sistema produttivo, un sistema di aziende sane che crescono per assumere i nostri investimenti. Non è neanche quello il problema, cioè, in questi giorni ha chiuso la Marlboro a Valdagno, cioè, quindi anche in paesi dove la rivoluzione industriale è arrivata a metà 800 come Valdagno, sono da Valdagno, quindi mi tocca molto anche questo coso qua che parte giovani laureati in fila per trovare lavoro. Ma non è solo questione di veneti che sono laureati, devono emigrare. Sono gli immigrati stessi che vengono mandati a casa, perché se chiude la Marlboro, che chiude le industrie tessili, inizia a chiudere le concerie.
gli orefici, tutto, cioè non c'è un manufatturiero che viene risparmiato. Qua non è solo problema di immigrazione e migrazione, vengono tutti mandati a casa ed è tutto lì, cioè si risolve in un'unica maniera con la domanda di lavoro, con il benessere delle aziende, e l'unica maniera per farlo è di scrollarci di dosso uno Stato che prima erano interessantissimi quei numeri che la Germania investe il 2,8% sull'istruzione, che è più del doppio di quanto investe l'Italia, che è 1,3 del PIL. E dopo andiamo a guardare la spesa pubblica e vediamo che la Germania, con 80 milioni di abitanti, ha una spesa pubblica che è di 600 miliardi. E l'Italia, con 60 milioni di abitanti, ha una spesa pubblica di 800 miliardi. Qua c'è uno spreco come minimo di 200 miliardi in più e non va nell'istruzione, non va negli investimenti sulle aziende. Quindi c'è uno spreco enorme, dobbiamo scrollarci di dosso uno Stato parassita che fa fuori centinaia di miliardi di euro delle nostre risorse che non possono essere investite qua, portare benessere alle nostre aziende e di conseguenza aumentare la domanda di lavoro e dare lavoro ai nostri via studenti. dall'Italia e troviamo una strada più florida nei confini. Emigriamo tutti in massa nella nuova Repubblica Veneta. Telefonata, pronto? Pronto, chi c'è?